E un barbiere, diceva, sono rimasti di italiani o comunque di modi corretti di interpretare il commercio. Da adesso cosa cambia? Sì, in effetti sono i due reduci di questa nostra operazione e tutto il resto è stato per oggi sequestrato e puntiamo a confiscare in futuro, quindi a riportare, diciamo, al patrimonio dello Stato. Sì, sono gli unici due che hanno voluto resistere in questi anni alla chimera del facile guadagno. Come tutti sanno, purtroppo la procedura è sempre la stessa, arriva il cinese con il rotolo di banconote, compra in contanti, il primo che vende vende molto bene, l'ultimo svende. Questa è una realtà che non è capitata soltanto qui a Mestre, è capitata in tantissime altre città d'Italia con le stesse modalità. La caratteristica particolare che noi oggi abbiamo sgominato è la parte delinquenziale di questo fenomeno, proprio perché questo spossessamento era finalizzato a creare un ambiente favorevole al panché, ai suoi sodali, per poter gestire in tutta tranquillità il proprio business criminale, che andava dalla prostituzione, con il suo sfruttamento ovviamente, alla immigrazione clandestina e quindi un flusso enorme di capitali, quindi grandi disponibilità per ulteriori acquisizioni.